Sì, pronto? Sì, buonasera, sono quel Pavano che ha telefonato prima. Buonasera, vuoi mio papà? Sì, sì, Un attimo, diciamo. non penso che... Pronto, buonasera. Sì, buonasera, sono Pavano che sono io. Mi sono fiore del Piero qua che... Io volevo domandare che se veniva fuori la fotografia per fortuna. Vieni fuori bene? Abbastanza, Ma caro. sì. Bisogna fare un po' con strisso sulla gamba perché ha fatto un riflesso, non so come... La sua gamba di chi? Di qua? È quello che sei in piedi che spende auto, Ho capito, quello che spende a bar, Beppi Secco. Non lo conosce, ecco, quello Sì. Quello è Beppi Secco. Sì. Guardi a calcia? Guardi a caccia, e anche st'altro così da Rio a lui, sotto là, che sarebbe un altro guarda a caccia, che dice un certo Comasolo, perché dice Ico. Come sono? Ico Masolo proprio. Io perché ho parlato ieri con l'ex oste del Moneron che si chiama Tita. Tita Bessia, sì, Tita, sì, gatto. Come sono? Beppi Secco e Piero Sanco, che è mio papà. E il conte non mi ricordo se si chiama Tony, se sia il conte vecchio, che questo è il vecchio, no? Cioè il vecchio diremo sì, perché il vecchio è il fiore di questo, è morto che è 2 anni. Ho capito. Che è sempre da monastero, ma non mi ricordo che uno che nome è Tony. Ho capito. Ma non so se sia il conte vecchio questo, o che altro. Alessandro, non era nessuno che aveva il nome Alessandro? Forse sarà il conte Alessandro. No, perché so che siccome che era un Ninni che aveva scritto anche dei libri su pesca, su caccia, che sembrava Alessandro. No, sai, no. Perché per sapere il nome bisogna che invece monastero. Lei ha la villa così, e così soffiò di quello che è morto che... Ho capito. Del conte sarebbe il fiore questo che si imbarca, insomma. Sì, Perché questo sarebbe il nonno di quello che è a monastero che vive adesso. ho capito. Che se ancora da sposare un garage tempo più o meno qualche anno più manco, insomma. Perché il conte Nini, che è morto, che è 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni, e che aveva 2 figli, un uomo e una femmina. Ho capito. Va bene, casomai ora questo è abbastanza sicuro. Guarda, se vicino forse il team fino monastero, così. No, mi bastava mettere che sei il contenini e insieme a quei due guardi caccia, i Dove come sono, poi potete il conte Nini vecchio, e più con Piero Sanco, con Piero Sanco e i 2 guardiani, esatto, sì. Io però sto Piero, suo papà, non erano altri fratei che faceva pescatori. Che era... mi ha detto Bessega, Tita Bessega. Che era il Fin, il sordo, insomma, il Fin Sanco. E dopo che era Giovannin, che è un ex marinaio che ha fatto questa guerra qua in Siria. Dopo che era Giovannin, dopo che era il Fin, che era subito quello di io e mio papà. E dopo che era Giovannin, che era il Pisone, e Angelo, che era, Angelo poco, insomma, era morto in guerra anche quello che ha fatto poco, insomma, via. Lei era suo papà e sti tre fratei, Giovannin e Piero, insomma. Sì, anche Angelo un po'. Sì, anche Angelo, a tutta la famiglia, insomma. E il nonno aveva nome Raimondo Mondi, insomma, Mondi Sanco. Che faceva sta osteria. Che aveva osteria vecchia, si insegnava il maestro che era. Più o meno sì. Ecco. Ma che osteria era? Che aveva soghi, de baie, de bocce? Solo le baie, ma veniva perfino da Noaia, da Castelfranco, da Treviso, venivano dalle abitate. Anche da altri. Ciò, Osteria. Osteria del Mondi Sanco. Osteria del Mondi Sanco. Osteria del Mondi. Si trovava in Menareo, vicino il capitano Sant'Antonio, vicino il cason di Beppi Favaro, e poi Metaranca, che ora tutti quanti sa, il cason di Beppi Favaro, che era un uomo che faceva il Favaro, che aveva un cason proprio davanti, che saltava sia da naso da Rebae, sto Beppi Favaro. Avevi baie o anche Borea? Borea, tutto sì. Era tutte le E che nelle elementari che era sta osteria con una bottega
sedimentari. Sì. E ora che facevi concorrenza al Monaron? Beh, insomma, più o meno sì. Eri un po' in lotta con quelli del No, che non stai in lotta perché loro erano dell'acqua, ma erano di qua, sulla barca, insomma. Era per tutti, insomma. Sì. Anche se miseria era tanta perché era tanti casoni. Tutti casoni. Tutti casoni. Tutti casoni, noi che hai visto che a casa, che da qui davanti che è a casa di Meni, e dopo da torno vi era tutti casoni. C'era un'altra casa a fianco ora che adesso io ho fatto dei casette nuove, che era a casa di come si chiamavi, tipo Iamono, non mi ricordo più qui. Non so che possa spiegare. Ecco, basta. Era tanti casoni, insomma. Sì, ecco che erano tutti casoni, sì. Ho capito. E dunque, un'altra roba volevo mandare per quanto riguarda la foto, la barca, aveva un nome, quel tipo di barca? No, è tipo barche fatte, diciamo, barche fatte in casa, via. Ecco, chi la faceva? Qua era un bassetto da Morgan che faceva barche, ma dopo si costruivano altri, perché mi ricordo mio papà si faceva lui, come che voleva lui. Come si faceva? Sì, ben, Cossiga, Marteo, quello che era, insomma che è poca la roba. E dopo perché poi ci passa in fede piega si creava a fuoco, con del fuoco si storsava i tavoli e dopo con una piala, un scarpeo, una taraia si impiantava ciò e si faceva la barca. Ho capito, ma che legno adoperavi? E io sempre si andava a tornare dei tavoli e delle arse, più o meno. Sicuro? Sì, ma anche le pioppa si faceva. Anche il pioppa di... Sì, io poi mentre si faceva di arici si trovava e se no si faceva con le pioppa. Insomma, il pioppa durava poco? Ma che era della pioppa, che era la pioppa canada, che era fortissima. Sì, era più forte di quelle cade, cose adesso, di quei cronici che adesso, di placocci, insomma, via, diremo. Ho capito. Comunque, normalmente gli era di arici. Ho capito. E se faceva in casa, insomma? E facevano in casa. E dove avevi imparato? Niente così a buona, insomma, si guardava le altre barche che erano qua in giro. E dopo il fuoco cosa facevi? Con strame? Il fuoco no, si faceva con poche di rame, con della ramaglia, con dei, non so, dei tavoli, dei toi, dei sbreghi, di roba che si scattava sempre roba che si scattava qua sul paese, insomma, via. Tutta roba in casa che si trovava sul paese, si faceva sto fuoco, si storsava i tavoli e si metteva dell'acqua perché non ci passa fuoco, ma qualche volta si faceva anche il carbone, insomma, via, qualche poco di carbone, ma andava bene stesso. Sì. Ho capito. E gli scioppi avevi un nome particolare? Le stioppe, Conosciuti come? le famose stioppe, più o meno io avevo di Scotsman, era stioppe inglesi con dei cani lunghi perché cosava e si sparava lungo, insomma, e si parava sti beccanotti. In dialetto non aveva un nome? No, stioppe. Ho capito. Se pensa che mio papà, il conte che misurava i cartucci a quei tempi, cioè il conte, non solo il conte, Come che misurava? gli dava i cartucci, gli diceva questi sono 100 cartucci e te che da per tanti eroi. E mio papà con 100 cartucci ha fatto 99 beccaccini. Se lo scrivo 90. E se pensa una stupidata solo. Io mi ricordo era puttana, mi ricordo che aveva 5, 6, 7 anni, veniva a casa con una maffea tutta rossa e zuffa da puntare il stoppo, insomma, perché si puntava anche poco perché io ricominciai a puntare, sparava, ma purtroppo delle volte il stoppo batteva sulla maffea e dai dopo ieri sera c'ho con 100 stupidai o 150, la maffea veniva rossa, no? Capisci come si puntava? Ho capito, ma in quanto che avevi da consumare questi 100 cioccolati? Una settimana? No, una settimana sì, la mattina alle 8 fino a sera alle 4 e 5. Ma lo capisco un discorso, come il conte che dava i cartucci? Che dava i cartucci? Ma ora ero come in mesatriaco? Era uomini di coso,
allora io stavo fermi qua barca, no? Era sto mio papà e un altro sto come solo, andava a tornare il giro, no? Io chi sapeva che più o meno era un anno di beccacini sai, andava a tornare il giro e gli parava l'osso, ma qui chi gli parava l'osso, chi gli saltava su di sì, che parava lui, no? Cioè lui che faceva... Lui faceva come da cani, via. E che imboccava il tiro al conte. Sì. E più mi sparavano anche loro. Certo, sì. Come dopo ste sento meccanotti che ciappava. E si teneva. Tutti con te, ciao. Cosa ciappava il suo padre? Mio papà andava a casa, quando veniva a casa con 15 franchi, che mi ricordo che aveva 7, 8, 10 anni, allora che diceva a mia mamma, che nome Maria mia mamma, che diceva Maria, a goccia per 15 franchi, domande, motore che Treviso i scarpe i putei. Ho capito, signor. Ma e di che anno sei io? Mi sono del 30, guarda. Era poco prima della guerra? Ciò prima della guerra, nel 36, 37, 38. 15 franchi, era abbastanza Gli era 3 colombini, signor. Io era con 3 colombini, andava a tornare le scarpe e quando gli dava 5 franchi diceva un po' c'è per poco, c'è per 5 franchi solo, o c'è per 10. Non che era una tariffa? No, non era tariffa, gli dava così e ora mio papà portava a casa, come che capito, moglie mia, io portavo a casa a pigliata dei fasioli e il toccatino di carne che avanzava perché aveva un casotto, così si chiamava lì per maestro, no? No. Un casotto delle barche, gli dicevo, che era in testa al lago, solo bisogna che se fosse stato a casa mia, ora Maria, in testa al lago gli era, ben, così qua vanno altri, da su per Munaron giremo a destra verso Mattina, ed era, diciamo, a metà strada da qua, andare a che altra strada di Bauere e Ospedaletto, verso Casarossa. Cavasaga, insomma? No, verso Casarossa, verso Mattina. Sì, ho capito, verso sempre, diciamo, a est? Sì, a est. Verso Mattina e a sud del Sile? Sì. Il casotto gli era, il casotto gli era a nord del Sile, perché il Sile non era così come adesso, gli era tutto curve. Allora era sotto Cavasaga, se era a nord del Sile? Penso che sì, gli era sotto Cavasagra il casotto, sì, sotto Sant'Andrea, sì. Ecco, vicino dove eri? Vicino a Tulli, Vicino? a Tulli, ho presente? Ah, che sei alberoni grandi. Ecco, quei famosi alberi pini in foto. Chi li dai impiantati, chi pini? I disi, pensa, sì, a portare casa, stati portare casa dal Canada. Ma da chi io Non si sa chi. I solecci, cosa dicevi? I vecchi, guarda, mi ricordo mio papà, mi ricordo come chi adesso quasi, e mio papà si ricorda anche lui come chi vedo adesso. Di che classe eri? Mio papà del 902. Ah, sì, quindi era 200 anni che Anche di più. Penso che sia stato dei primi migranti perché siccome che a Sant'Andrea era tutta gente che emigrava in Canada, in America e in Canada, ma per gran parte in Canada, insomma. Lei andava a far ferrovie, robe varie, insomma. E penso che gli abbia portato a casa i piccinini mari su dei bottigli e poi impiantarli, non sai anche come, insomma, ecco. non sia stato il conte Frova che era proprietario, no? Ma no, Conte Flora non va a impiantare quei pini, sai. Perché si è messi a terra, di chi eri a terra? A terra era il Flora, sai, che Conte Flora. E ora? Ma lei che era già i Tulli, ma i Tulli così, sì. I Tulli che c'è I Tulli, sì. E la vicina era il lago, un poco prima? Un poco più, no, più basso ora, più a valle, più diciamo verso... No, diciamo più verso le valle, ecco. Ah, più verso la valle. Che era il lago, che chiamava il lago, il famoso lago. Ecco, ah sì, tanto grande? C'era abbastanza. Sono stato un bel chilometro quadro io di Bianca, ma che era ricchissimo di pesce e di osei. Gli era fonte perché loro là, sto lago gli era frameso, Sile e Zero. Ah, ho capito. Si dove quasi si incontrava
quasi dove cominciava il lago e si toccava quasi, non so che gli sarà stato una sessantina, 100 metri, 150, cioè 200 metri fa la gamba via. Ma non si chiamava Fossa Storta che zona è? Osteria ben, adesso No, ho visto sulla carta scritto Fossa Storta. Ecco, può darsi No, che ma sì, ma te conoscevi come il lagoon? come lago, no altri, come lago, no altri, sì. No, capito. Ma là era il casone dei pescatori. Ecco, qui a Roma, gli era una villa, sa, mia. Oh, gli era come una villetta, che era il suo soffitto, che era il suo chiaro, la sua lampada, che era tutto, insomma, gli era una bessa, qua si usava il gualiere, ecco. Insomma, via vera, gli era su rialzato su 4 pai, mi pare davvero ancora In legno, in casa? legno, tutto in legno. E fin quando sei stato Legno là? e io avevo lato su del carboinio del catrame, so che c'era come le barche, insomma, io che era proprio, era una bella. Ma fin quando sei stato là? Guarda, è stato là fin dopo chi ha fatto il canale, tanto è vero che dopo io ho spostato un po', qui ho portato vicino una stradea, che stradea che parte, diciamo qua vanno altri Munaron, e va a finire là sui cave. In fondo il ponte del Toia, ho visto che il ponte del Toia, ho camminato per là. Il ponte del Toia? Adesso non mi pide Toia? Sul sito? Sì, c'è del Toia che adesso i tavoloni, altro che si è rotto Andare a vedere là? No, è quel famoso Ponteseo che da Stradea si va verso Cavasagra, diciamo là, in fondo. Ho visto del Toia, Non so se sia passato perché. È in cemento adesso? Sul SIL? Ma da quanto tempo? Sono passato là, Nuovo? Se ne parli che sia tutto in cemento? Ma parlo di qua, di qui o verso sera del Muneron o verso mattina, perché mi parlo da qua andando al Muneron, danno altri qua a casa nostra diremo, andando verso il Muneron, è che stradea che dopo va verso Bavoerea, ma se lui in fondo dove che quasi era il casotto che un video di stradea, un quadro, se lui gira a sinistra non lo vede mica il ponte. Non mi parlo quello che sei vicino a Turie, che sei su un ponte sul SIL. Quello è in cemento, insomma. Vabbè, se di cemento ma che se di tavoloni sola o no? Non mi pare, può darsi. Vabbè, non importa. Insomma, là era il casone. Ecco, c'era un poco prima di arrivare su stradea che vai su, che va il ponte che dice Lula e tu lì, insomma. Ho capito. 200 metri prima. Ho capito. Insomma, non era una tariffa, in poche parole. Per gli uomini che andava a caccia. No, gli dava così. A seconda che girava il ponte. Secondo che girava, secondo chi cacciava, secondo che andava bene le cose. Era così una volta, ecco. E lui si contentava? Io si contentava perché io, ma non era solo quel contadini, mio papà andava col conte di Broglio da Rasana, con Romano Montini da Castelfranco e tanti altri signori. Per ricordarmi adesso, Roma, mi ricordo Romano Montini. Cosa faceva questo Romano Montini? Era un grande signore, un grande proprietario di terreni, di terriero, insomma, dopo non so, dopo andare a Mengo un poco perché questo Romano Montini che aveva comprato dei terreni. E anche che altri che mi diceva Soffradei andava a caccia così con il ponte? No. Solo il zio Pin, il sordo, il zio Pin, il Pin Sanco andava a pesca solo però, a pesca. A pesca per il conte? No, questo ieri. A pesca andava per conto suo. Oddio, ma i fratelli del suo papà allora andava per conto suo? Sì, pescava per conto suo. E a caccia? E a caccia lui andava qui, era solo il papà che andava a caccia, che faceva il cacciatore. Solo suo papà? Ho capito. Spalieri, non so come si chiamasse allora, Spalieri, ma non mi ricordo. No, che avevi un nome? Io avevo un nome, gli davo un nome, ma non mi ricordo più. Spaliero? Ma non mi ricordo, non sono sicuro però, Non sono sicuro, Non vorrei dirgli Spaliero che dopo mali. Non è Spaliero. Ecco, che dopo non scriva una roba che. Fare dire guarda cosa che ho scritto. No, non metta 3 righe solo per Comunque no, bisogna anche informarsi cosa che gli chiamava sta gente che andava a caccia con i signori. Sì, da chi mi informa? Ormai i esepisti signori che non
sono pochi ormai che Va bene. anche qua che era di vecchiotti che magari mica domandava. No, non importa, se per caso che viene in mente io, casomai mica il mio telefono, mi trova su sta ora Sì, qua, sì, che sono le mezze sì, nove. sì, sì. Uno di questi giorni perché dopo bisogna che finisse il libro, se no non finisco più. Dopo vuoi dire che avevi visto? Guarda, a me papà, i signori, dopo gli ha messo canamente che chiamava il buraneo, perché questo stivaino che ne era, gli chiedeva un par di stivai di tia. Mi pare che su che foto i avessi stivai. Così, non so se non pagare i stivai, perché gli Posso chiedeva guardarla che foto è? gli chiedeva di stivai, sì, belga, qui, sì, dai stivai. La foto? Sì, qui un santo, che era un santo, quello, Ico Massoio, era un santo, stivai, sì. Ma io l'avevo vista la foto, la vedevo adesso. Voi manda, solo che mi fanno un po' qui, io sai per benissimo io. No, perché bisogna che dice di sicuro, l'avevo visti vai o no? Sì, aspetta un minuto, torna io sai, grazie. Di tia, signor, mi siete gomma? Stivai di te, come te? Era una tia dura, cosa vuoi, ieri sera, io mi ricordo quando andavo a casa tutto, ma io voi stesso. Perché ora si metteva sti stivali di tia e dopo perché non si sponciasse canè e robe si metteva un par di carosse sotto e ora che sti stivali di tia fatti come un par di calzetti no, sotto sui piedi e ora per non sponciarli e sbregarli si metteva un par di come si dice scarpe di legno Di carosse. Solo i stivai o sotto i calossi? Gli stivali si mi tirava su e dopo si metteva le carosse per sopra e sti stivali, sti piedi insomma per non spostare. Per sparagnare i stivai o Sì, i calossi? ma anche per non spostarsi quei caneno, perché lo... Io che vedi, Sì, sti stivali erano fatti come un piede di tia e solo i stivai, e si metteva un par di cassetti, dopo si metteva sti stivali, cassetti come chi aveva, perché erano cassetti di immaginate. E dopo si metteva sti stivali, chi aveva le soppie, e dopo si impilava sulle carosse. Prego più. e nel mio caso mai bombi però sera. Già, si mai ne... Quanti anni avevo su suo padre? Che vissuto fino a 76 anni. Fino al 74 quindi? Proprio. Ed è morto poi dalla bronchite, no, dalla bronchite di un mamma che altro, dall'acqua che pesta e che poi indosso, guarda. Ah, non capivo. Ma come era la salute là nella zona del Era buonissimo perché era acqua e same, sai. non era malaria? No, era un palude sorgivo, non era un palude morto diciamo, era un palude sorgivo, perché era tutta acqua che nascia, tutti nascenti dappertutto. Ho capito. Quindi niente malaria? Niente malaria qua, no, assolutamente. Proprio, quindi stava bene La salute del ferro, beveva un po' di ombre sera e veniva a casa cantando a Iota. Ho capito. Ma cosa è stata miseria era Miseria, sì signor, miseria, era che quando che era le feste, io riceppavo sta barchetta e passava la gente da una parte all'altra, partiese 15 skei, 20 skei. Ah sì? Che feste che era? Che feste? Quando che era San Piero levava, che ora da Sant'Andrea veniva levava, quando che da levava che era San Valentino, la Sagra Casa Corba o Sant'Andrea che era Madonna del Rosario. E ora si passava Salva Casa Corba del San Valentino? San Valentino, sì. San Valentino seria in Il febbraio? 14 di febbraio, sì. E ora se che era acqua, e cosava, che era sempre che era acqua, un poco, magari un 200 metri più o meno, perché l'acqua cominciava qua avanti quasi, e andava a finire fino a E qui che andava a Mugno, e so, con mezzo giro di biciclette loro non ieri, andavo qui, bosso, quei vacche, un cavalli, a piedi. su a piedi, E si bagnava tutto. e ciò. Sì, aveva la barca e si bagnava, sì. Insomma, quando che andava a Sagra, ora però... Ora andava a Sagra, aspettoso, e titolati, montava la barcava, Per non sporcarsi.
Ciopano bagnarsi, toppava, sì. Ma dove abitava suo papà? Sempre in Menareo, là in fondo? Sì, Menareno, dove che era il capitano vicino all'osteria. Sì, vicino Sì, perché dopo l'Asia andava in Maia fuori tutto. Vabbè, non importa, ma qua barca, dico, si muoveva da in fondo No, no. Qua barca avevamo che era il nonno Mondi, che aveva a casa qua attaccato al gelo. Dove che adesso c'è l'ingegnere Cornetti, era a casa del nonno. Il nonno Mondi, ora là stava il nonno Mondi, il nonno Raimondo, Mondi Sanco, insomma, e il zio P, il sordo, e il zio Gianni, e il zio Angelo. C'era poca gente che abitava nella zona. Questo era pochi a... Sì, e se pensa che so che a casa, dove che adesso che sono l'ingegnere là, quando veniva a 30 anni, quella barca andava dentro e fuori dalla casa, dentro per la porta e fuori da che altra. Qua barca. Qua barca? Qua barca, sì. Ma l'ingegnere c'è quello da Trieste? No. C'è un altro ingegnere, quello di Trieste se... Che fa la bonifica? Che la bonifica, c'è un altro ingegnere. Vabbè, non voglio dire, ma ste sagre, insomma, veniva tanta gente, che era anche una festa all'Olio d'Angelo, hai mai capito? Sì, ma qui veniva dopo la guerra. Ah, solo dopo la guerra? Solo dopo la guerra veniva. Ah, non anticamente? È l'Olio delle feste, l'Angelo, sì. Ah, non era prima della guerra? No, prima della guerra no, assolutamente no. Ma chi le va a portare questa tradizione dopo la guerra? Ma non so come si aveva, gente nel museo, ma era fugace, cioè allora era possuta tutto, capisci, non era più acqua poca. Ah, perché Era no, dice se stava sui plai. Qui si stava sui plai, Tita Bessega. in esibizioni e... Perché non era più per lui, insomma. Certo. Mia moglie si era smentegata a mandare a mostrargli una fotografia esattamente di Steruni e fece la nostra casetta che avevo. Era piena di biciclette che io mi ci facevo stare. Con Giuda mi tocca venire là. Ma no, la Madonna, come ricordo il signor fotografie. Madonna, scusa, sono... Mi interessa se è bella. Una bella fotografia, adesso è più piccola di questa che mi mandai su. Se vede fotografie. Se sto così a casetta nostra, e biciclette, wow. Io sono andato all'estero ora. Sì, mi ho fatto dal 48 sono in Svizzera e dopo nel 56 sono in Australia. Come si chiama? Io che una volta non sbagli. Io. Ah, Luigi. No, Giovanni è il mio nome proprio vero e proprio, però qua mi chiama Io Sanco. Io Sanco. Giovanni ha mezzato detto Io Sanco. Detto Io Sanco. Ha stato Pietro detto Piero Sanco. Ora è nato in Svizzera e Australia. Svizzera e Australia, costretto a emigrare perché qua non... Operaio, cosa facevi? Ho fatto l'operaio, sì. Adesso fa il camionista, ma ho fatto l'operaio. Operaio in cosa, per curiosità? Ho lavorato come giardiniere in Svizzera, e in Australia come minatore e dopo come ho fatto anche il capo, la via di Remonsoria, sì, stato di tutto via. Adesso invece c'era qualche cambio? No, sotto padrone. Sotto mano? Sì, dal 60 sono in casa e sono sotto padrone. Sei andato via nel 48, l'ho detto? No, in Svizzera sì. Svizzera nel 48, in Australia nel 56. E io qua nel 60. Hai fatto un po' di anni? Ho fatto un po' di anni via. Ho capito. Beh, così te mi dici della sagra sui prati? Sui prati, sì. Dopo la guerra, non prima. No, prima. Perché era acqua, insomma. Sì. È stata una sagra che era a Torresè e dopo pian piano io adesso fatto perché Torresè io avevo un prezzo che non mi piaceva tanto il sagre, sto fatto invece 6 prezzi di una volta. Allora io ho detto, ti devo fare un sagra qua, no, ti devo in Perù fare sagra. Cantava e ballava? Sì, cantava, filarmonica e via. Quanto ballava? E ciò che ero, c'era spazio, si ballava via. E era giostre? No, beh sì, dopo io cominciai gli ultimi anni qua a fare delle giostre qua, non era un suo. Fin quando che tornaste sagre? Beh, sì, adesso c'è qualcosa, ma dopo lo sai, macchine, cominciano le macchine e via vai. Penso che cadrà fin nel 60, fine 70, no. Fin chi ha fatto l'osteria nuova? Fin chi ha fatto l'osteria nuova, esatto. E adesso l'ha ripreso però fa sta sagretta? L'ha ripreso che adesso, ma ha sempre durato sta sagretta, sai, non è che abbia mancare. Ho capito,
sempre poco, ma sempre dai, solo qualche anno, perché qualcosa di più, via. Mentre una volta invece le sagre erano messe in ordine ora. E era... Nella zona.